bagnini di Cavallino Treporti potrebbero scioperare per denunciare l'eccessiva severità dei controlli della Capitaneria di Porto, comminate diverse multe da oltre 1.000 euro. Non solo i bagnini ma anche il comune di Cavallino Treporti quest'anno è stato multato dalla Capitaneria. Il sindaco Roberta Nesto annuncia che l'amministrazione presenterà ricorso. È stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mestre un turista francese di 15 anni che ha sbattuto la testa sul fondale tuffandosi da un pontile in spiaggia a Jesolo. Cresce la preoccupazione per lo spaccio di droga tra i residenti di Cannareggio. In alcune zone ci sono poche telecamere nelle ore serali, aumenta la presenza di pusher. Inquilini esasperati dal degrado, dallo spaccio e dalle occupazioni abusive minacciano lo sciopero dell'affitto al condominio Turati di via Bissolati in quartiere Altobello. Alberghi pieni al 100% a Jesolo, il tutto esaurito di Ferragosto non è isolato ma si è registrato anche alcune settimane a luglio e ad agosto aumenta il turismo dell'est. Dal suo profilo Instagram l'influencer mestrina Alice Campello ha annunciato la fine della sua relazione col calciatore del Milan Alvaro Morata. Sono stati sposati 7 anni, hanno avuto 4 figli. Ben ritrovati con l'informazione che arriva da Venezia e provincia. Partiamo dallo sciopero dei bagnini che ci potrebbe essere per la giornata di Ferragosto a Cavallino Treporti, una protesta clamorosa per denunciare l'eccessiva severità dei controlli da parte della Capitaneria di Porto che quest'anno ha comminato diverse multe. Dopo la serrata, più che altro simbolica, degli ombrelloni a sottomarina, a Ferragosto un possibile clamoroso sciopero dei bagnini a Cavallino Treporti potrebbe avere delle conseguenze molto pesanti. È un'estate caldissima sul litorale veneziano e non solo per le temperature roventi. A Cavallino la clamorosa protesta dei guardaspiaggia è sul punto di scoppiare dopo una serie di controlli della Capitaneria di Porto, sfociati in una serie di multe salatissime da poco più di 1.000 euro, piovute sulla testa di ragazzi che ne guadagnano 1.500 al mese. William Della Francesca gestisce una società di salvataggio con circa 200 bagnini, soprattutto tra Jesolo e Cavallino Treporti. I ragazzi stanno ipotizzando uno sciopero per Ferragosto, tutti i ragazzi della spiaggia qui, e noi purtroppo siamo, se non solidali, comunque comprendiamo in pieno il disagio. Perché il problema è molto serio, cioè i ragazzi vengono specialmente, o meglio quasi tutti da fuori per lavorare e si mangiano, come giustamente ha detto, 2/3 dello stipendio in caso di una sanzione che può essere anche per cose molto, non dico banali, ma magari veniali. In spiaggia si racconta che per un ritardo dell'autobus un bagnino sarebbe arrivato alla torretta 3 minuti dopo l'inizio del turno, un altro sarebbe stato visto utilizzare il cellulare, seppure per motivi di servizio. Nessuno mette in dubbio la legittimità e la doverosità dei controlli, ma si chiede un po' di flessibilità di fronte a un'applicazione molto severa che a questo punto rischia di mettere in dubbio il mantenimento del servizio. Diversi hanno dato le dimissioni e molti stanno pensando di andare via perché non possono rischiare così tanto. Ma il problema soprattutto non è l'attività degli agenti, perché giustamente se l'ordinamento è quello, il codice prevede la multa da 1.000 euro, loro applicano quello. Il problema è che non è commisurato quello che i ragazzi fanno e i ragazzi non possono permetterselo. Tra l'altro non è neanche facile trovare dei bagnini. È un disastro. Allora, mancano in Veneto 140.000 collaboratori del turismo, una buona parte sono bagnini, per cui se dovessero andare via, e alcuni minacciano di andare via perché se questa è la situazione manca ancora un mese di stagione, non ci sarebbe ricambio, che vuol dire le spiagge non sarebbero sicure, quindi sarebbe un problema molto grosso di sicurezza. Perché a quel punto bisognerebbe chiudere? A quel punto, ahimè, mai successo nella storia di Cavallino, bisognerebbe chiudere le spiagge. Ad essere multato anche il comune di Cavallino Treporti. Il sindaco Roberta Nesto ha già annunciato che presenterà ricorso. Ho appreso della situazione dei bagnini e faremo delle verifiche e cercheremo di capire bene questo aspetto. A Cavallino Treporti uno sciopero dei bagnini non ha precedenti, men che meno a Ferragosto. Se dovesse essere autorizzato, l'assenza del servizio creerebbe più di un problema per l'attività degli stabilimenti balneari. Il sindaco Roberta Nesto sta seguendo con molta attenzione la vicenda dei bagnini che minacciano di incrociare le braccia dopo le multe da 1.032 euro comminate dalla Capitaneria di Porto. Quelle sanzioni peraltro non sono state le sole. Anche il comune ha avuto una multa
per degli aspetti relativi alla balneazione e quindi faremo ricorso, riteniamo che ci siano degli elementi da far valere e la legge ci consente questo strumento. Chi ha appunto delle aspettative o dei fatti o degli aspetti da far valere ha uno strumento che è il ricorso. Da parte dell'amministrazione comunale c'è l'auspicio che le polemiche rientrino presto e si scongiuri uno sciopero che si teme possa avere conseguenze negative sul turismo. Auspico veramente che questa situazione di disagio, di difficoltà, di tensione venga chiarita al più presto, che venga sistemata e che si possa procedere con la stagione con tranquillità e arrivare dopo Ferragosto e quindi alla conclusione nel migliore dei modi. Ennesimo incidente per un tuffo a Jesolo, è stato ricoverato in prognosi riservata. Si trova all'ospedale dell'Angelo di Mestre un turista francese di soli 15 anni che ha sbattuto la testa sul fondale tuffandosi da un pontile in spiaggia Libera. Il giovane, fortemente dolorante, è stato soccorso in prima battuta dagli assistenti di Jesolo Mare e quindi dal personale della LI Soccorso atterrato poco distante. Lo hanno ricoverato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo. Naissa torna a casa, tutto si sistema, la tua famiglia ti attende a braccia aperte e tu che le stai dando rifugio sappi che essendo minorenne puoi avere dei problemi con la giustizia. È il post pubblicato dalla presidente veneta dell'associazione Penelope, Daniela Ferrari, in merito alla scomparsa della quindicenne di Treviso Naissa Torresano, uscita di casa il 4 agosto scorso e mai più tornata dopo una discussione con la famiglia. La ragazzina sarebbe stata avvistata proprio a Jesolo, il sospetto è che qualcuno la ospiti nonostante gli appelli, da qui il monito dell'associazione Penelope. Naissa è alta 1,72 m, ha occhi azzurri, lunghi capelli castani con mesh bionde. Al momento della scomparsa indossava scarpe Nike bianche, aveva con sé uno zainetto rosso. Chi l'ha vista è pregato di contattare il 112. Siamo a Canareggio dove cresce l'allarme tra residenti ed esercenti. Il problema ancora una volta è quello dello spaccio, lo abbiamo denunciato. Cresce la preoccupazione tra i residenti di Canareggio per il fenomeno dello spaccio. Con poche pattuglie e telecamere a sorvegliare la zona nelle ore serali, aumenta la presenza di pusher, per lo più giovani di origine nordafricana. Con l'aiuto di una parrocchia, i residenti di Canareggio hanno deciso di raccogliere firme per una petizione da consegnare al comune per evidenziare il problema e lanciare l'allarme su spaccio e microcriminalità nel sestiere tra San Giobbe e San Girolamo. Allarme recepito dall'assessore alla sicurezza del comune di Venezia, Elisabetta Pesce. Ho appreso dai giornali che era in atto una petizione, c'erano già state un attenzionamento della situazione e mi sono immediatamente attivata, anche se la petizione è ancora in fase di raccolta delle firme, contattando sia dei consiglieri di municipalità che abitano nella zona e sia avere direttamente delle segnalazioni da parte dei cittadini. Sono già stati comunque programmati alcuni servizi in borghese e tra l'altro nei prossimi giorni mia intenzione procedere con un sopralluogo. L'assessore, per mettere a punto una linea di intervento rapida, ha parlato anche con il vicecomandante della polizia locale Gianni Franzoi. Mi sono confrontata col vicecomandante per effettuare alcuni servizi, naturalmente dei servizi in borghese, perché sulla questione del reato di spaccio, appena vedono una divisa scappano, e inoltre cercherò ulteriormente di confrontarmi con il prefetto per avere una maggiore attenzione nella zona. Da Canareggio ci spostiamo ad Altobello, questa volta la protesta è di chi paga l'affitto, minaccia dunque di non pagarlo più, di scioperare a causa del degrado e dell'illegalità. Siamo al condominio Turati. Si hanno rivolti a noi minacciando di non voler neanche più pagare l'affitto all'Ater in virtù di un degrado che sta compromettendo la vita quotidiana con spacciatori e sporcizia che imperversa ogni giorno, rendendo poco sicuro l'alloggio e la propria abitazione. Inquilini esasperati dal degrado, dallo spaccio e dalle occupazioni abusive minacciano lo sciopero dell'affitto. Accade nel condominio Turati di via Bissolati, quartiere Altobello, dove i residenti hanno chiesto aiuto all'Adico.
Noi come Adipro abbiamo raccolto la segnalazione, abbiamo scritto una diffida legale intimando anche un intervento da parte delle istituzioni proprio per sanare questa zona prima che vada agli onori di cronaca per altre questioni. Dopo la denuncia dell'associazione, la polizia locale ha effettuato un sopralluogo nelle case dell'Ater, documentando la situazione con foto e promettendo un intervento dell'ASL e di Veritas per migliorare le condizioni igieniche e rimuovere i rifiuti accumulati. Siamo felici che già da parte della polizia locale c'è stato un primo sopralluogo. Ci attendiamo un intervento adesso da parte di Veritas e dell'ASL per bonificare la zona. Gli agenti colpiti dalle condizioni del condominio hanno raccolto testimonianze e promesso ulteriori azioni per contrastare le attività illegali come spaccio e ricettazione. Una situazione di degrado generalizzata ormai stava influenzando un po' la quotidianità. Le persone si sentivano in pericolo, minacciate, non avevano più coraggio oltre un certo orario di entrare nella propria abitazione. Il malessere degli abitanti di Altobello era stato segnalato anche da una recente petizione promossa dal reverendo padre Roberto Marongiu, parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Maria. Era stata inviata al sindaco, al prefetto, all'assessore al sociale, al questore e al comandante dei carabinieri, implorando un intervento immediato. Anche la comunità islamica si era unita all'iniziativa. Siamo al turismo, andiamo a Jesolo da tutto esaurito a Ferragosto, ma anche in alcune settimane di luglio ed agosto. Aumenta il turismo soprattutto dall'Est Europa. Abbiamo delle percentuali altissime, siamo intorno al 94% come tasso di occupazione e sicuramente per questi 3-4 giorni di Ferragosto le strutture conosceranno il tutto esaurito. Hanno di che sorridere gli albergatori di Jesolo. Il tutto esaurito di Ferragosto non è isolato, ma si è registrato anche in alcune settimane di questo come del mese scorso. A fare la parte del leone, come da tradizione, sono gli arrivi dall'estero. Clientela italiana leggermente in calo, possiamo dire quest'anno, periodi leggermente più brevi, ma sicuramente surrogata da clientela straniera, in particolare paesi dell'est. Accanto alla storica presenza del turismo di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera, le spiagge di Jesolo e non solo si stanno popolando sempre più di turisti dell'Europa orientale che, sommando le varie nazionalità, raggiungono il 12% delle presenze e rappresentano ormai il secondo mercato straniero. La vicinanza geografica dal punto di vista proprio dello spostamento, le 5 ore in macchina ci possono raggiungere praticamente tutti. Dei numeri, la Polonia ricordo che è 5 volte l'Austria dal punto di vista numerico, l'Ungheria è un mercato nel quale insomma in questo momento abbiamo il conforto della scelta da parte loro e quindi è un settore sulla quale parallelamente a un ritorno di quello classico nostro puntiamo molto. Anche le previsioni sul resto della stagione sono molto buone. Nei prossimi 30 giorni gli alberghi contano di registrare un aumento del 2,5% di prenotazioni rispetto al 2023. Le prenotazioni stanno andando molto bene e quindi se va bene il ricettivo di conseguenza va bene anche per le altre attività, perché il ricettivo è quello che porta gente nella località e poi gli imprenditori del commercio danno i servizi e quindi mi auguro bene, ma sembra che le prenotazioni stiano andando molto bene. Per la pagina economica accendiamo i riflettori sui contratti di lavoro del mondo del turismo, ce li racconta Confturismo insieme a Federalberghi, opportunità di rilancio soprattutto per donne e giovani. Il settore turistico del Veneto ha recentemente subito una trasformazione significativa con il 90% dei dipendenti che ha ottenuto nuovi contratti di lavoro. E in particolare è stato rinnovato il contratto di Federalberghi che riguarda circa il 90% degli occupati complessivi del settore ricettivo ed alberghiero. Questo cambiamento, promosso da Confturismo Federalberghi, rappresenta un importante passo avanti per i lavoratori del settore. Sono stati introdotti dei miglioramenti di tipo salariale, circa 200 euro al mese a lavoratore che andranno a regime dal 2024 al 2027. Ma sono stati previsti ed introdotti anche dei trattamenti migliori per quanto riguarda le donne che occupano circa il 50% dei lavoratori del settore alberghiero e dei giovani under 35 che occupano circa il 50% dei lavoratori complessivi degli alberghi veneti.
In più l'attenzione si è rivolta in particolar modo ai grandi eventi, il Giubileo 2025 e l'Olimpiade di Milano Cortina 2026, in cui si potranno stipulare contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi. Gli operatori del settore alberghiero, gli imprenditori del settore ricettivo esprimono grande soddisfazione per questo rinnovo contrattuale, contratto di lavoro che mancava da 10 anni. In un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, l'influencer mestrina Alice Campello ha annunciato la fine della sua relazione con il calciatore del Milan, Alvaro Morata. I due sono stati sposati 7 anni e hanno avuto 4 figli. Separarsi è la decisione più difficile che abbiamo preso nella vita, ha scritto la Campello. L'amore non va via da un giorno all'altro, ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni. L'ultimo passaggio va per l'ondata di calore che ha colpito la nostra regione, il Veneto con i picchi più alti di temperature, l'alta pressione africana ancora protagonista sull'Italia e dunque sul Veneto. La protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal centro meteorologico di Teolo dell'ARPAV, comunica che nei prossimi giorni si verificheranno le condizioni di caldo e umidità sull'ondata di calore. Proseguirà il clima molto caldo con massime nell'ordine dei 33 addirittura 37 gradi, un graduale aumento dell'instabilità soltanto verso i rilievi alpini con possibili rovesci o temporali che potrebbero localmente interessare anche le aree di pianura nella giornata di mercoledì 14. Per la città di Venezia nello specifico il tempo resterà stabile con clima molto caldo e afoso almeno fino a venerdì 16 agosto. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi c'è il telegiornale di Treviso. Arrivederci.